iniziato il secondo tempo con l'Atletico Tormarancia sotto di una rete. Trovato il gol che ha accorciato le distanze nel finale di primo tempo con Mastrosanti. Qui palla allargata ancora per Francioni, è arrivata la copertura da parte di Alongi, con le mani Francioni a cercare Mastrosanti ed è così, gira Mastrosanti, conclusione murata da Stolfo, allora contropiede Peperino con pallone allargato e rimessa al centro per Muratore che trova il gol che vale il 3-1, prova ancora ad allungare nel punteggio Peperino La Rustica, inizia il secondo tempo ed è 3-1. Fatto il gol subito a spegnere i sogni di rimonta da parte dell'Atletico Tormarancia, qui Guiducci. Ventura è un dribbling un po' complicato, arriva poi il pallone a destinazione per Paruzza, Bussone, lui al destro, contrato dal numero 18 neoentrato Campanella e calcio d'angolo per Atletico Tormarancia. Arriva ora il pallone messo al centro, stacca Mastrosanti e parata poi con il pallone allontanato dalla linea di porta, si salva il Peperino La Rustica. Ancora calcio d'angolo, Muratore stavolta sulla traiettoria del calcio d'angolo, ancora un altro battuto in area di rigore, stavolta a staccare ci va il giocatore dell'Atletico Tormarancia. Siamo già dall'altra parte però con Muratore, tentativo di assist di Rabona, un po' pretenzioso, e Mastrosanti ancora a lottare con D'Astolfo, stavolta la meglio il difensore in maglia numero 4, ancora Campanella, perde il pallone, lo recupera Bussone, qui Francioni, pallone giocato all'indietro per Sabelli, al rilancio il portiere, la spizza Paruzza, c'è D'Astolfo però riesce a mettere giù la sfera, a far giocare i suoi. Ancora Mastrosanti, c'è anticipo di D'Astolfo, Loreti larga poi un pallone per un compagno che non si materializza. Ancora Peperino calcio, giocare il pallone, Muratore con l'appoggio per Rossi, ancora Muratore dalla distanza, al portiere non benissimo, ne approfitta Rossi che a porta vuota non può sbagliare il gol che vale il 4-1 del Peperino La Rustica. Crollato l'Atletico Tormarancia, questo secondo tempo, inizio shock di ripresa, 2 gol subiti nel giro di 5 minuti. Ancora Bussone, tenta il dribbling, il numero 20 costretto a retrocedere con Loreti, poi a giocare la sfera. Ancora Mastrosanti contro tutta la difesa avversaria, Mastrosanti, alla fine Muratore deve scendere, recuperare la sfera, andarsene poi in velocità sulla sinistra, riesce poi a rientrare in verticale, poi il tocco per Rossi, Sabelli fuori dalla propria area di rigore, e poi attenzione qui di Rabona,
trova quasi il gol dell'anno Rossi. Allora ancora messo al centro, allontanato dalla difesa Muratore, lui alla conclusione, ancora Sabelli a metterci i pugni, a respingere la conclusione che termina in calcio d'angolo. Battuto adesso basso per Cutrupi che riesce a superare Sabelli, inizia a dilagare Peperino la Rustica, 5-1. Loreti per Mastrosanti, tentativo di triangolo, non si chiude, ma riesce a cogliere Paruzza, coglie Bussone, coglie invece Muratore che già si lancia di gran velocità contro l'area di rigore avversaria. Al cambio gioco Campanella, non è precisissimo, ora a metterla giù e ancora il Peperino calcio. Qui controllo non è preciso da parte di Perelli, regala di fatto la rimessa all'Atletico Tormarancia di petto Loreti per Francioni. Ancora Mastrosanti che riesce a passare, tenta poi il sombrero con Astolfo e poi prende un altro colpo al viso. Bello il duello tra Mastrosanti ed Astolfo, per ora sembra avere la meglio il difensore del Peperino, ha già disinnescato parecchie volte le azioni degli avversari. Muratore tenta il tocco di ritorno su Rossi, intercetta Loreti che può portare avanti il pallone, ancora Loreti, l'imbucata con D'Astolfo ancora davanti a mettersi, a recuperare la sfera, poi Simone, tocco di ritorno per lui, ancora un 1-2 col pallone, poi attraversa tutta la linea di porta. Ancora Loreti dalla distanza ci prova al numero 8 a scuotere un po' Atletico Tormarancia, che veramente non sembra essere rientrato in campo in questo secondo tempo. Ha dilagato il Peperino nel giro di 10 minuti, adesso avanti 5-1, eravamo 2-1 all'inizio del secondo tempo. Qui Bussone recupera lui la sfera, riesce a servire Paruzza, pallone che va poi per Loreti, conclusione murata da D'Astolfo e Muratore che si impiccia con un compagno di squadra, poi ad approfittarne l'Atletico Tormarancia. Bussone perde l'attimo poi per colpire in porta, si accontenta, anzi si deve accontentare solamente di un gol. Pallone giocato al centro, calcio d'angolo troppo lungo, deve almeno approfittare di sfruttare queste azioni da palla da fermo l'Atletico Tormarancia se vuole almeno tentare di ammorbidire un passivo molto pesante. Qui Cutrupi per Perelli, lui al destro, contrato, allora Simone ancora per Perelli, palla giocata al centro e Cutrupi a lottare contro Guiducci che alla fine ha la meglio, dribbling un po' complicato poi da parte del numero 6 con Cutrupi che se la va a riprendere, serve Simone, l'imbucata è per Muratore, ancora Tormarancia che si salva, è un fallo che mette un po' d'ordine ad un'azione che sembrava davvero infinita.
ancora Peperino calcio, riesce ad allontanare la minaccia Dormarancia qui con Mastrosanti, tenta il tocco di ritorno per Francioni, fermato, e Muratore che con calma e con maestria può giocare questo pallone, che però la perde con questa giocata in orizzontale che regala il destro a Bussone, che dalla distanza ha provato la conclusione deviata dagli avversari e sarà calcio d'angolo. Pallone messo al centro per Loreti, che al volo ci ha provato con un tiro complicatissimo. Arriva il time out. Tutte queste discussioni mi hanno rotto il cazzo. Devo giocare a pallone e basta. Basta. Chi esce, chi entra. Oh. Che arrivo tutti, loro si dezzano, mi fanno girare il cazzo e diventano animali. Entrate dentro sto cazzo di cazzo. Vieni con me poi. Porca puttana là. Cazzo. Bravo, bravo. Pronti a riprendere dopo il time out, e Muratore con il tocco per Perelli. Ancora Muratore da Stolfo. Per Campanella, viene incontro Simone, verticalizzazione che non riesce con Paruzza in traiettoria. Ancora Bussone, tenta di girarsi il numero 20 di ritorno per Guiducci, ancora una conclusione murata, e Simone per Muratore. Qui Francioni a togliere lui le castagne dal fuoco, un intervento difensivo perfetto, come non è perfetto tocco qui che innesca di fatto gli avversari. Paruzza su Simone, alla meglio giocatore in maglia numero 8, adesso ha spazio per portare avanti il pallone. Perelli, verticalizzazione qui non precisa, e Atletico Tormarancia che prova a distendersi con Bussone, che riesce a tenere in campo palla complicata, puntare Cutrupi. Ancora Paruzza, arriva il tocco per Mastrosanti, facile per il portiere che riesce a bloccare. Ancora Simone per Campanella, tocco di ritorno è per lui, e il cambio gioco che trova Perelli, controllo complicato, quasi innescava Loreti. Qui il tocco è perfetto per Muratori, deve impegnarsi Francioni in scivolata. Ancora un pallone giocabile ed in rete, con il gol da parte di Muratori che di sinistro riesce ancora a superare Sabelli. È 6-1, Peperino la Rustica. Arrivato il gol del 6-1, partita che inizia ad essere a senso unico. Atletico Tormarancia non sembra avere armi oggi per
affrontare gli avversari. Qui da Astolfo ancora in chiusura su Mastrosanti, tocco di ritorno con le mani da fallo laterale per Sabelli, poi Colizzi, lui dalla distanza, attenzione a Mastrosanti che riesce a sbagliare un gol praticamente a tu per tu col portiere. Il punteggio che resta inchiodato sul 6-1. Ascione, palla per Campanella, toccò in avanti e poi di ritorno ancora a cercare Cutrupi, stavolta troppo lungo. Ancora un pallone messo al centro, va al drop di Sabelli a cercare Mastrosanti, fermato il capitano dell'Atletico. Tocco ancora su Paruzza, fermato da Perelli che però concede rimessa qui. Mastrosanti con retropassaggio fenomenale da parte di Campanella. Ancora un lancio in avanti, stavolta a cercare Ascione. Sabelli può bloccare con calma, può far ripartire l'azione dell'Atletico con Bussone. Ancora al numero 20 per Francioni, c'è Campanella su di lui, firma parzialmente fallo laterale per il Tormarancia. Ancora il tiro dalla distanza, stavolta di Bussone, conclusione potente e vicina al palo. Si lancia Ascione, blocca Francioni, male però nel rinvio concesso agli avversari, va con le mani il numero 11. Riesce a servire Simone. Ancora Ascione, palla per Cutrupi, persa, e Tormarancia che prova ad approfittarne, sempre con Bussone, sempre attaccato da due avversari. Qui da Astolfo perfetto in copertura, rinuncia poi ad andare in avanti il numero 4, lascia ad Ascione, ci prova dalla distanza. Ancora Ascione, lui sulla sinistra, palla messa al centro con Sabelli che riesce ad allontanarla in presa bassa. Campanella su Colizzi, non riesce a passare il capitano. Allora Colizzi per vie centrali riesce a servire Paruzza, 2 contro 2 con Mastrosanti trovato adesso al limite dell'area di rigore. Ancora Mastrosanti, stavolta a metà tra il tiro e un assist. Fine regala palla agli avversari, avanti 6-1. Francioni trova Bussone per vie centrali, vediamo se fa partire il destro. Il numero 20, arriva ora la verticalizzazione, che siamo già però dalla parte opposta con Sabelli, male in uscita, prova ad approfittarne Rossi, da impegnarsi Guiducci ad impedire una conclusione che sarebbe stata a porta vuota. Qui poi ancora Bussone contro 3 avversari, il numero 20, il cambio gioco buono per Paruzza. Ancora impossibili le verticalizzazioni oggi per l'Atletico Tormarancia, e dalla distanza poi il gol trovato da parte di Loreti, punteggio che ora è 6-2.
ancora Rossi, tenta lui il dribbling, bloccato. E Atletico Tormarancia che adesso si mette a giocare. Qui un destro che addirittura supera la recinzione del campo. Cazzo non para, mister, ma che stai a dire? Ancora Scione. Ho fatto 3-4 parate ferme, no? Questo di volo dicono che para. No, no, quando gli gira para. Prova ancora. Tocco col pallone recuperato e giocata all'indietro per Sabelli. Ancora Simone, spazio per il sinistro, lo prova, colpito in pieno Guiducci, poi qui Paruzza tenta un esternaccio ad allargare il gioco, Mastrosanti si impegna e la tiene anche in campo. C'è Bussone libero, ignorato, visto adesso tra le linee. Bussone poi col sinistro. Palla, attenzione qui, recuperata dal Tormarancia. E ancora Perelli che si mette davanti alla conclusione. Qui anche sfortuna per l'Atletico. Spalla a spalla Scione Francioni, alla meglio giocatore dell'Atletico. Bussone. Dato l'anticipo di Campanella secco sull'avversario, può portarla al numero 18. Arriva anche la conclusione e palo pieno, colpita dal capitano. Pallone messo al centro, trovato lì nell'area di rigore il compagno, lasciato colpevolmente da solo dalla difesa dell'Atletico Tormarancia. 7-2 Peperino La Rustica. Loreti, alla distanza Loreti, pallone toccato dal portiere, sfiorato, quel che basta per toglierlo dalla porta, e calcio d'angolo Tormarancia con lo stesso Loreti sulla bandierina. La messa al centro e Mastrosanti che riesce in girata a trovare la doppietta personale. 7-3. Ancora Simone, avanti da Rossi, spara alla porta, numero 10, riesce a girarsi per Ascione, poi Cutrupi che non riesce poi a intervenire sul pallone. Allora Sabelli pronto al rinvio quando siamo 7-3 nel punteggio per Peperino La Rustica. Rinvio fuori misura e fallo laterale regalata agli avversari con Perelli. Simone sponda su Cutrupi, Francioni capisce tutto, si mette sulla traiettoria, tocco di ritorno ancora per lui. Perelli in uscita, può giocarla ancora il numero 5, ha spazio per il destro e lo prova, e anche lui colpisce il palo quando l'arbitro fischia. Poi 3 volte, tutto facile per il Peperino La Rustica che batte l'Atletico Tormarancia 7-3.